Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. In furia a Padova, ma in tutto il Veneto e in tutta Italia, la polemica sui figli delle coppie omogenitoriali, le cosiddette mamme gay, dopo l'impugnazione da parte della Procura di Padova di 33 iscrizioni all'anagrafe di figli di queste coppie della comunità LGBT. Ci colleghiamo subito in diretta con Francesco Rattai perché è previsto anche un sit-in delle mamme davanti alla Procura. La linea a Francesco Rattai. Sì, buongiorno da Padova. Continua la discussione per quanto riguarda la decisione della Procura di bloccare le registrazioni all'anagrafe di 33 bambini figli di quelle che sono definite famiglie arcobaleno, famiglie con due mamme. Intanto l'associazione delle famiglie arcobaleno ha deciso per venerdì davanti al Tribunale una manifestazione in mattinata alle 10. Si incontreranno per esprimere la loro contrarietà a questa decisione. Abbiamo provato a sentire i padovani, abbiamo chiesto a loro quali sono le loro opinioni in merito a questo tema. La decisione della Procura che ha bloccato la registrazione dei bambini, sì. Cosa ne pensa? Che hanno ragione. Chi ha ragione? La Procura. Perché? Perché? Perché non è giusto che due donne devono avere un bambino. Non è nella regola, non è naturale, non è una cosa naturale. Come crescerà sto bambino fra due donne? Non è una famiglia. Siamo nel 2023, voglio dire, queste cose non dovrebbero neanche più succedere. Speriamo che risolvano il problema, soprattutto per i bambini, perché i bambini hanno bisogno di amore e non è importante se i genitori sono appunto etero. L'importante è che ci sia amore da parte delle famiglie. È una vergogna, non c'è altro da dire. Per lei bisognerebbe registrarli. Ma è chiaro, erano già registrati, dovevano rimanere così, ma è una interpretazione molto restrittiva da parte del procuratore che veramente non ha senso. Ma perché non possono più fare? Esiste una legge dello Stato che lo proibisce? Non credo. Se c'è una legge dello Stato che lo proibisce bisogna adeguarsi alla legge dello Stato, che peraltro andrebbe cambiata. Io sono favorevole comunque che anche due mamme possano avere un bambino senza nessun problema. Cosa pensa della registrazione dei figli delle coppie omosessuali? Io sarei d'accordo in realtà, cioè mi pare una cosa giusta. Penso che non sia corretto, penso che ci deve essere una libertà per tutti, di conseguenza una cosa che normale è diventata un disagio e una cattiveria nei confronti di queste persone, insomma. Una mamma deve essere la mamma che lo partorisce, non una mamma in affitto. Ma io in parte sono d'accordo, penso che sono a favore della famiglia tradizionale. Penso che sia giusto madre, padre e figlio. Ma non esiste un diritto dei bambini ad esistere. Lei cosa pensa? Io chiedo solo, quindi per lei andrebbero registrati questi bambini? Sì, sono perfettamente d'accordo col sindaco Giordani. Io penso che sono bambini che comunque sarebbero senza una famiglia e che sarebbe giusto che diventassero a tutti gli effetti figli loro. Queste dunque le testimonianze e le opinioni che abbiamo raccolto tra i padovani in attesa appunto della manifestazione che si terrà venerdì prossimo alle 10 davanti al Tribunale delle Famiglie Arcobaleno. Restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Francesco Rattai. Ieri sera Marco Mengoni nel concerto davanti a 30.000 spettatori all'Euganeo si è occupato di questa vicenda e ha fatto una sua dichiarazione. Vediamo cosa ha detto nel servizio del Corriere del Veneto, vediamo. Del Gazzettino. Cos'è una famiglia e decidere sul bambino? Tieni il titolo ancora. Spero che ognuno di voi trovi l'amore e la felicità che si merita.
spero riusciate ad essere felici sempre e a godere di ogni momento di questa cazzo di vita. E questo era Marco Mengoni. Ieri sera all'Euganeo ha fatto la sua dichiarazione sulla vicenda dei figli delle coppie omogenitoriali. Sentiamo cosa ha detto a riguardo Alessandra Mussolini. Sentiamo. Quello che è successo a Padova da parte della Procura, che ha impugnato gli atti di nascita di bambini nati da coppie omoaffettive, è indegno di un paese civile. È come andare a buttare una bomba in una famiglia e guarda caso va a colpire solo i bambini. Si è spezzato e si tenta di spezzare una catena di affetti consolidata. E quindi un commento molto duro e in controtendenza con la linea del governo e del centrodestra su questa vicenda. Alessandra Mussolini. Andiamo alla cronaca giudiziaria. Al via il processo contro Valentina Boscaro, accusata di aver ucciso il fidanzato Mattia Caruso. Un anno fa è stato rigettato il rito abbreviato e ovviamente la donna rischia l'ergastolo. Sentiamo in diretta Valentina Visentin con l'operatore Federico Cibotto. A te la linea, Valentina. Buongiorno direttore, si sta celebrando proprio in questi minuti il processo contro Valentina Boscaro, iniziato in corte d'assise qui a Padova. Mi trovo all'esterno del tribunale. Valentina Boscaro è accusata di aver ucciso con un colpo al cuore il fidanzato Mattia Caruso il 25 settembre del 2022, mentre il ragazzo era alla guida della sua auto dopo una serata passata in un locale. La ragazza rischia l'ergastolo, si è detta pentita, non volevo ucciderlo. E proprio su questo punto fondamentale si sta dibattendo questa mattinata, perché in questi minuti si sta sentendo la deposizione, la testimonianza del medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo di Mattia Caruso. È stata proprio perché la ragazza è accusata di omicidio volontario. La tesi del PM: Valentina ha agito per uccidere Mattia, una sola pugnalata inferta al cuore, talmente violenta da aver provocato la morte per arresto cardiaco e non per emorragia, perché Mattia è giunto vivo in ospedale. La tesi invece della difesa: Valentina non voleva ucciderlo e quindi vorrebbe tramutare il capo d'accusa in omicidio da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. Proprio questo è il nodo del dibattito questa mattina qui a Padova. Il giudice ha detto e ha accettato di ascoltare tutti i testimoni e di ammettere tutte le prove, riservandosi ovviamente la valutazione della sovrabbondanza. Sarà una giornata piuttosto lunga. All'esterno dell'aula c'erano tutti i familiari di Mattia Caruso che si sono costituiti parte civile e molto probabilmente in giornata verranno ascoltate anche le testimonianze di mamma e sorella di Mattia per ricostruire il rapporto tra i due fidanzati, un rapporto da sempre descritto da tanti, da molti, turbolento, all'insegna delle liti. E infatti il pubblico ministero Roberto Piccione ad inizio dell'udienza del processo ha ricordato il messaggio inviato da Valentina a Mattia, in cui lo minacciava di piantargli un coltello al cuore, e un messaggio di risposta di Mattia in cui esternava la sua preoccupazione. Dal Tribunale di Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina. Valentina Visentin dal Tribunale di Padova. Tantissima cronaca oggi, state con noi perché abbiamo tanti fatti di cronaca nera, ma adesso andiamo a San Zenone degli Ezzelini per un'altra diretta con Monica Smiderle in compagnia del sindaco Marin, perché c'è stata una sentenza importante del Consiglio di Stato sullo scontro, il braccio di ferro tra Regione e Comune per la Pedemontana. A te la linea, Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sono appunto con il sindaco di San Zenone degli Ezzelini Fabio Marin, che canta vittoria. Oggi l'ha definita una giornata storica in questo braccio di ferro tra il comune di San Zenone degli Ezzelini e la regione del Veneto. In base la contestazione era sulla base di un accordo stipulato nel 2012 tra i due enti pubblici per una serie di opere
opere compensatorie visto il passaggio della superstrada Pedemontana Veneta, opere che prevedevano un riassetto viabilistico del comune della Pedemontana. Gli accordi non sono mai stati rispettati da parte della Regione Veneto, tant'è che il comune ha deciso prima di fare ricorso al TAR, poi c'è stata la sentenza che vi ha dato ragione, il ricorso della Regione in Consiglio di Stato e adesso la sentenza del Consiglio di Stato. Sindaco. Esatto, è un iter lungo quello che abbiamo vissuto in questi anni, perché l'accordo è stato siglato nel 2012 ancora del precedente sindaco Luigi Mazzaro, ma era già partito ancora con Speranza Marostica portare avanti appunto il discorso di questo accordo, per il fatto appunto che la superstrada Pedemontana Veneta doveva passare a San Zenone. Questo accordo però non è mai stato rispettato. Il precedente sindaco si sentiva dire che non c'erano i soldi oppure che era un accordo che non era valido. Quando sono arrivato io in amministrazione abbiamo iniziato a interloquire con la Regione per capire se era possibile portare avanti l'accordo, ma abbiamo sempre trovato le porte chiuse, perché dapprima dicevano magari che non c'erano i soldi oppure che l'accordo non era valido. Quando abbiamo iniziato a dialogare anche in maniera scritta, perché abbiamo iniziato a mandare delle richieste appunto scritte, non abbiamo ricevuto risposta, quindi abbiamo mandato una diffida come bisogna fare appunto tra enti pubblici nel momento in cui non c'è risposta, e neanche la diffida hanno risposto. Allora a quel punto abbiamo fatto ricorso al TAR che abbiamo vinto, la Regione non contenta ha voluto ricorrere ancora al Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato ci ha dato pienamente ragione. Quindi il Consiglio di Stato a questo punto obbliga la Regione al rispetto degli accordi che sono previsti appunto in questo accordo del 2012. Che cosa succederà adesso? Esatto, adesso la Regione deve attivarsi logicamente con la nostra collaborazione e degli altri enti firmatari dell'accordo per portare avanti tutto quello che è programmato in questo accordo, e qui stiamo parlando di davvero delle opere strategiche e importanti per il nostro territorio, perché si parla di tutta la riqualificazione del centro di San Zenone, che parte da davanti alla chiesa, praticamente arriva fino alla fine, quasi alla fine di via Marconi, per cui è davvero un progetto importante che comprende anche le rotatorie qui in piazza e che darà anche spazio e sicurezza alla viabilità, anche a quella pedonale, che adesso è sicuramente una delle strade più incidentate e anche pericolose che c'è, avendo il passaggio pedonale purtroppo a ridosso sia delle attività che della strada. Quindi è davvero un progetto strategico e importante per la nostra comunità. Lei mi diceva che insomma è stata una decisione sofferta quella di ricorrere in tribunale contro la Regione, e anche insomma il sindaco il dente avvelenato, soprattutto con l'assessore De Berti. Sì, non è stato sicuramente facile, perché insomma tra enti si cerca sempre di collaborare ed è bello appunto che gli enti riescano a collaborare, però quando si trovano le porte chiuse, quando un assessore dice di non stalkerizzarla perché non è così che si ottengono le cose, quando un assessore, le comunico che visto che siamo nel periodo, come ho detto prima in conferenza stampa, che sono stato promosso a pieni voti all'esame di maturità perché mi aveva detto che ero troppo giovane come sindaco. Logicamente sto scherzando, però definirmi giovane e inesperto in questa situazione e definire appunto così un sindaco non è stato di certo bello. Non è stato bello ricevere purtroppo questi trattamenti come comune e come sindaco, ed è per questo che oggi dico adesso è chiaro, il Consiglio di Stato è stato chiaro, abbiamo ragione, adesso dobbiamo metterci a tavolino e lavorare, partire subito per il bene del nostro Paese. Da San Zenone degli Ezzelini è tutto, io ringrazio il sindaco Fabio Marin e restituisco la linea allo studio. Monica Smidel, il sindaco di San Zenone, grazie molte. Andiamo avanti con la cronaca nera, poi ci collegheremo anche con Venezia in diretta con Anna Maria Parisi per vedere come stanno andando gli esami di maturità. La prima prova, quella di italiano, 570.000 gli studenti che sono coinvolti in tutta Italia. Ma andiamo con la cronaca nera. Non voleva pagare un farmaco e allora ha distrutto la farmacia e ha anche aggredito il titolare della farmacia e un medico. È successo nel solito cosiddetto Bronx di Mestre, cioè via Piave, anche detta la casba di questa città. Vediamo il servizio di Ilaria Marchiori. È stata una brutta situazione, anche perché inaspettatamente arrivare un'aggressione dentro un negozio con clienti dentro, ci sono anche persone di una certa età che sono state molto scioccate da quello che è successo. A parlare ancora sconvolto è un dipendente della farmacia L'Europa in via Piave a Mestre, all'angolo con via Cavallotti, che questa mattina poco dopo le 9 ha assistito a un episodio di violenza all'interno del negozio.
Un uomo straniero, con tutta probabilità sotto l'effetto di qualche sostanza, è entrato come una furia sotto gli sguardi scioccati dei clienti presenti. Voleva portare via un farmaco per curare la scabbia senza pagarlo e al diniego è andato in escandescenze, iniziando a buttare a terra quello che gli capitava sotto mano, mettendo la farmacia a soqquadro. Siamo dovuti intervenire per fermarlo, perché ha aggredito anche il titolare. Al titolare infatti è stato rotto il dito di una mano, mentre un medico che è andato subito in suo aiuto è stato morso al braccio sinistro. Le volanti della polizia sono arrivate quasi subito bloccando l'aggressore, mentre gli esercenti vicini si sono barricati nei negozi per paura. Nel frattempo il titolare della farmacia si è recato al pronto soccorso e sporgerà denuncia per l'aggressione subita. Dalle prime informazioni l'aggressore non sarebbe una persona nota nella zona. Un fatto sconcertante a Favaro Veneto: il titolare della pizzeria da Piero vede un ladro che ruba all'interno della sua auto, cerca di fermarlo e viene a sua volta aggredito dai vicini del quartiere. Vediamo cosa è successo in questo servizio della nostra redazione veneziana. Io ero all'interno della pizzeria quando mia moglie verso le 11:15 va a casa e esce dalla pizzeria. Uscendo dalla pizzeria trova una persona all'interno dell'auto. Corre subito all'interno dove sono io e mi dice che c'è una persona che sta rubando della roba in macchina. Io esco di corsa, questo nel frattempo però ha preso e se n'è andato verso il centro commerciale. A quel punto Trabuio, titolare della nota pizzeria a Favaro Veneto, ha iniziato a rincorrere il ladro insieme a un'altra persona con la bicicletta fino a bloccarlo. L'uomo, un trentenne di Piove di Sacco, aveva rubato un coltello dalla sua auto, quindi affrontarlo diventava difficile. Così è scappato nuovamente, gettandolo durante la fuga. A quel punto Trabuio l'ha bloccato definitivamente in attesa dell'arrivo della polizia, che nel frattempo era stata allertata. Ciò che è accaduto poco dopo però ha dell'incredibile. Sono arrivati dei residenti, credo albanesi, però loro mi conoscevano, quindi mi hanno anche detto ciao Piero, e mi dice no, non devi tenere duro così. Ho detto guarda che questo qua ha appena rubato a casa mia, scusa se lo tengo duro, adesso arriva la polizia, no, lo devi fare perché gli fai male, no guarda, è fermo qui, respira, non ha nessun problema. A un certo punto io guardo quello che è a terra e mi arriva un fendente alla nuca. E ovviamente io non potevo mollare questo per andare dall'altro, me la sono tenuta, ovviamente dopo pochi secondi è arrivata la polizia, lì ci siamo un po' beccati perché ovviamente loro dicevano che non era vero, ma i testimoni, che c'era anche un'altra persona, testimoniava che effettivamente il colpo è arrivato, difatti sono andato al pronto soccorso e mi hanno dato 3 giorni di prognosi. Oltre il danno, la beffa dunque. Il trentenne è stato portato via dagli agenti, mentre Trabuio ha sporto 2 querele. Uno è il ladro ovviamente che mi ha fatto il furto all'interno dell'auto e uno ovviamente è chi mi ha ferito colpendomi senza neanche avere la possibilità di difendermi. Quindi questo è la parte più grave, è proprio questo, che tu sei qui che rischi la vita per tutelare gli altri e alla fine vieni anche colpito da chi non capisce cosa stai facendo. Robe da matti, cioè uno tenta di fermare un ladro e viene aggredito dal solito eroe che vuole fare in modo che il ladro scappi, evidentemente. Vediamo il caso Rebellin. È stata una scarcerazione con obbligo di firma per il camionista che ha investito e ucciso un campione del ciclismo, Davide Rebellin. Anche su questo è scoppiata una polemica. Il camionista è un tedesco, vediamo. Il camionista tedesco accusato di aver investito e ucciso Davide Rebellin il 30 novembre scorso, mentre il ciclista leoniceno si allenava a Montebello Vicentino, torna libero. L'autotrasportatore era da giovedì in carcere a Münster, in Germania, accusato per omicidio stradale e omissione di soccorso su mandato di arresto europeo. L'avvocato della difesa ha ottenuto la scarcerazione con obbligo di firma. Un altro fatto gravissimo è successo a Castelfranco Veneto. Un 23enne ha sferrato un pugno ad un 39enne al culmine di una lite in strada e questo ragazzo, che ha ridotto in fin di vita l'uomo, ha detto: ho agito per difendermi. Restano disperate le condizioni del ferito. Vediamo.
Sostiene di essersi difeso da un tentativo di strangolamento il 23enne pugile accusato di aver ridotto in fin di vita il kosovaro di 39 anni che ancora si trova ricoverato in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso, e questo è il culmine di una lite forse per una mancata precedenza nei pressi dell'Eurobike al lago di Castelfranco Veneto. Non sarà facile per gli inquirenti ricostruire il pomeriggio di follia vissuto in via Pagnana, dove all'indomani restano le tracce di sangue sulla strada. È qui che il 39enne residente a Loreggia ha sbattuto violentemente la testa dopo aver ricevuto un pugno al volto sotto gli occhi impietriti della fidanzata. Ma andiamo con ordine. Non sono nemmeno le 18 quando il kosovaro con la compagna sta uscendo dal parcheggio dell'Eurobaita, quando incrocia l'auto del 23enne albanese di origine residente a San Martino di Lupari, che invece sta entrando per andare in palestra. Ho fatto una giornata in spiaggia, andava verso casa e ha incrociato il 23enne che si vede che ha tagliato la strada o cosa, cioè sempre per sentito dire, perché sono arrivato che era già in barella, stava andando via con l'elicottero. Quindi. Marco è uno dei titolari del noto locale della Castellana, conosce sia il kosovaro che la sua ragazza, titolare di un negozio poco distante, è lei stessa in quei frangenti a contattarlo. La ragazza sul mio numero mi ha chiamato, è successo questo, non capivo neanche cosa era successo, sulla curva i cancelli perché male era agitata e ho tardato un po' a arrivare perché non ero ancora a casa. E sono andato là, c'era già quello del SUEM e tutto quanto, stavo intubando e portando via. Nonostante l'uomo sia a terra, il 23enne scappa, ma sarà identificato poco dopo. Ha raccontato ai suoi amici più stretti di essersi difeso vedendosi minacciato e di trovarsi sotto shock. In pronto soccorso gli è stata data una prognosi di 10 giorni. Ha riportato delle lesioni al collo compatibili con una colluttazione. Il giovane pugile è attualmente denunciato per il reato di lesioni, ma la gravità dell'accusa potrebbe cambiare in base al quadro clinico del 39enne. I rilievi dei carabinieri guidati dal comandante Enrico Zampolli sono proseguiti tutto il giorno. Sul posto anche il sindaco di Castelfranco. Non trovo alcuna giustificazione che succedano questi atti così di violenza, di rabbia per una mancata precedenza. Io non riesco a capire cosa stia succedendo dopo la pandemia con questa gente sempre più arrabbiata e che poi sfocia in queste cose sulle quali poi si paga dazio per tutto il resto della vita. Alla Baita al Lago, dove il kosovaro eseguiva spesso dei lavori con la sua impresa, si guarda il Cafoncello. Ma adesso però capisco cosa dispiace perché lo conoscevamo abbastanza bene. Cioè, lì al Cafoncello immagino che facciate il tifo per lui. Certamente, sì, siamo con lui. Era il servizio del nostro inviato Christian Arboit che è andato a sentire anche l'allenatore del 23enne pugile. Vediamo cosa ha detto. Stavo andando al supermercato con un mio allievo, Alex Turcato, e ho visto a terra un ragazzo che soccorrendolo era lì presenza di altre persone, mettendogli la mano nella testa per cercare di tenergli la testa dritta, aiutandolo e sporcandoci anche un po' di sangue, poverino. E abbiamo capito che era anche un conoscente che abbiamo visto più volte qui all'interno della discoteca dove abbiamo la palestra, e prego per lui perché ovviamente quello che è successo è sempre un episodio drammatico. Andrea Carollo gestisce la palestra all'interno dell'Eurobaita al Lago, centro di riferimento per le arti marziali tra Padova e Treviso. Conosce sia il 39enne kosovaro ma soprattutto il 23enne, atleta in crescita e suo aiutante. Sono momenti difficili anche per lui. È veramente il ragazzo, penso, più bravo e più buono di cuore che ho. Non ha mai fatto nulla in 5 anni e quasi 6 anni tra poco di allenamenti. Un vero campione, una persona brava, rispettoso, applaudito anche sabato che ha vinto una gara e perché ha abbracciato l'avversario, inchini sempre quando entra in gabbia, quando fa il suo sport. Il più atleta, penso, più disciplinato che ho, quindi sono sconvolto doppiamente da quello che è successo. Carollo è in continuo contatto con il ragazzo che racconta, non si capacita di quanto accaduto. È sconvolto, Luca è sconvolto, Luca non vuole infatti neanche, come vi ho detto, parlare perché piange, non ha reagito bene alla cosa, è dispiaciutissimo, però mi ha detto solo: Andrea, ti giuro, non sapevo cosa fare, avevo le mani al collo e io non sapevo cosa dovevo fare, come dovevo liberarmi, non avevo idea, io sono scappato in macchina perché ho capito che era arrabbiato, non
non capisco neanche per cosa, per una freccia che io ho messo, che se anche non l'avessi messa non serve fare far west, fermare una macchina di fronte, fare una specie di testa-coda, capito, perché ha tirato il freno a mano, eccetera. Tra l'altro, dice Carollo, sembra che il 23enne e il 39enne nella concitazione non si siano riconosciuti, più volte si sarebbero incrociati alla baita, ma c'è un fatto altrettanto inquietante: 2 soggetti si sono presentati nella casa di Carollo a Belvedere di Tezze nelle prime ore della giornata con atteggiamenti minacciosi. Lo stesso kosovaro ha un passato pesante alle spalle. Carollo fa un appello preciso. Sono venute 2 persone, non voglio far nomi per il momento, semmai sporgerò denuncia, sono venute a casa mia a dirmi, io li ho fatti entrare non sapendo neanche, perché tra l'altro uno è anche un conoscente, non sapendo neanche cosa mi volevano comunicare. Mi hanno detto che loro sono di una certa origine, di una certa nazionalità, anche, fa parte anche Kimi, e che questa cosa non è finita qui per Luca, è solo iniziata e finirà male. Io mi sento di dire a queste persone qui, anche a livello televisivo, lo faccio apposta per tutelare me, la mia famiglia, i miei amici, Luca, la sua famiglia. Smorziamo gli animi, io non faccio denuncia, però non deve succedere niente, questa storia è già andata troppo oltre, mi raccomando, mettiamoci tutti sereni perché stiamo andando alla follia. Come diceva anche il sindaco di Castelfranco e il presidente della provincia di Treviso, no? È una fase veramente dove c'è un'aggressività diffusa e molto preoccupante, quindi è giusto abbassare i toni, cercare di stare tranquilli. Adesso vediamo il Corriere del Veneto riguardo a quanto sta accadendo sul fronte delle scuole. Oggi la prima prova della maturità all'italiano, le tracce Quasimodo, Moravia, Angela, Piero Angela e Oriana Fallaci, l'idea di nazione, un caso, il tema sulla lettera Bianchi, ne sapremo di più tra pochissimo, ma intanto ci colleghiamo in diretta con Anna Maria Parisi da Mestre, perché ovviamente sono migliaia gli studenti che affrontano la prima prova degli esami e stanotte sarà la prima notte dopo gli esami. Vediamo, sentiamo Anna Maria Parisi da Mestre. Eccoci direttore, buongiorno a te, ma hai anticipato tutto, posso anche tornare in redazione? No, sto scherzando. Dunque noi siamo qui in diretta dal Corso del Popolo a Mestre, alle nostre spalle il liceo classico Franchetti che ingloba anche il liceo artistico. Come dicevi tu, un popolo di diverse migliaia, si parla di oltre 10.000 studenti anche nel veneziano, nella provincia di Venezia, chiamati alla prima prova alla maturità, e qui alle nostre spalle nel liceo classico e artistico 150 per le 3 commissioni d'esame gli studenti che questa mattina hanno iniziato la prova di italiano. Una parte delle commissioni l'ha iniziata anche in ritardo, ci diceva un docente uscito da poco, perché non si è avuto difficoltà a scaricare le tracce dal Ministero, e appunto come dicevi tu le prove sono quelle andate anticipate con il tema libero di questa lettera aperta che è stata di una lettera aperta inviata tempo fa al Ministero, in attesa dell'uscita degli studenti che comunque avverrà a partire dalle 13, minuto più minuto meno. Con noi, la ringraziamo per la sua disponibilità, la Giuliana Leorato, segretaria, neosegretaria, anche se da novembre oramai, della CGIL Scuola, anzi per essere esatti e corretti della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza. Cosa significa che lei si occupa di scuola a 360, università e a tutti i livelli? Sì, allora io sono la segretaria per quanto riguarda il mondo della conoscenza, quindi non solo la scuola pubblica e quella paritaria, ma di tutti gli ordini di scuola, ma anche dell'università, la ricerca e l'AFAM, che è l'alta formazione artistica. Quanto secondo noi l'idea della conoscenza e della formazione è a 360 gradi, quindi noi seguiamo tutti i settori, tutti i comparti che riguardano
hanno questo tipo di idea di scuola. Ecco, Giuliana Leorato, dunque si diceva le problematiche relative alla scuola. Abbiamo visto come proprio poco prima che iniziassero gli esami di maturità c'è stata la polemica per quanto riguarda l'indennizzo chiesto dai commissari d'esame. Si diceva che insomma i soldi stanziati sono troppo pochi. Allora, diciamo che per noi tutto questo rientra nelle problematiche che ci ritroviamo tutti gli anni. L'esame di Stato è il momento conclusivo dell'anno scolastico, noi chiaramente siamo già proiettati verso l'avvio del nuovo anno scolastico e i problemi purtroppo rimangono sempre gli stessi. Certo mancano le risorse, ma questo è il problema di fondo, perché noi continuiamo a ribadire che nonostante il cambio di governo e le promesse che ci sono state, ci ritroviamo sempre ad avere una scarsa attenzione per il mondo della scuola. Quindi un investimento scarso se non inesistente sia da un punto di vista economico ma anche da quello umano, e chiaramente ha ricadute sia sugli organici che su tutto il resto. Abbiamo visto e abbiamo trattato più volte nel corso dei nostri telegiornali come nella funzione pubblica i dipendenti, e in questo senso la scuola non è esente, anzi al contrario siano tanti problemi. Per quanto attiene alla scuola ci sono i problemi di sempre, quelli dei professori in ruolo, quelli dell'organico, la copertura dell'organico, e con anche una nuova problematica che sta emergendo, di cui si è parlato molto poco, ovvero la nuova dimensione che acquisirebbe la scuola, in particolare gli istituti professionali, quindi tecnici anche, a partire da una sperimentazione. Di cosa stiamo parlando? Che dovrebbe avvenire a partire da settembre. Allora diciamo che sì, a fianco dei problemi che comunque rimangono, perché il fatto adesso noi chiuse le prove d'esame, insomma noi adesso avremo le immissioni in ruolo e noi sappiamo che ormai un docente su 7 è precario. Su sostegno 1 su 2 è precario, quindi il problema del precariato chiaramente ricade anche su quella che è la qualità del servizio, perché non c'è continuità didattica e non c'è stabilità. La professione diventa anche una professione sempre meno appetibile anche per i giovani. Il percorso è un percorso molto lungo e molto complesso e quindi noi continuiamo a pensare che ci debbano essere dei concorsi per stabilizzare il personale. Fianco a questo noi abbiamo i problemi che di anno in anno arrivano. C'è il grosso problema del dimensionamento scolastico e adesso, proprio di questi giorni, di cui però noi abbiamo solo, neanche la bozza, abbiamo solo una traccia di quelli che sono gli intenti per la discussione. Ecco, allora poi ne approfondiremo questo argomento delle scuole in rete con l'Academy, che dovrebbe partire da settembre nel corso dei prossimi collegamenti. Per il momento da Maestre è tutto, la linea può tornare a te, direttore. Grazie Anna Maria Parisi. Da Maestre adesso tra poco avremo in collegamento in diretta l'onorevole Alberto Stefani, che è l'attuale segretario regionale della Lega e che chiederà la riconferma ai delegati nel prossimo congresso del 24 giugno, cioè di sabato. Vediamo però prima dal K3 Franco Manzato, conferenza stampa, e sarà lo sfidante di Stefani dopo il ritiro di Roberto Marcato. Sentiamo in diretta Manzato. In che termini siete rimasti con vi siete sentiti e in generale comunque vada l'impegno, visto che oggi è la presentazione della tua candidatura, è di continuare a dare questo contributo all'interno della prossima segreteria regionale, oppure dovesse andare male non è compatibile la visione che può avere Stefano? Certo, io credo che le anime che si confrontano, che sono anime positive, questo è importante capire, che l'amore che mette Roberto Marcato, io conosco siamo partiti quasi insieme da tantissimi anni, abbiamo fatto anche delle battaglie insieme, ricordo nelle varie vicissitudini diciamo dell'Eratosi, se vogliamo prenderne una, ma ormai è passato. Tutte queste anime sono assolutamente positive. Io ho dato una mano e ho un rapporto molto buono anche con Stefani. Ho dato una mano a lui quando era in Parlamento, perché ovviamente quando gli hanno consegnato la responsabilità di commissariare il Veneto, ho dato tutte le informazioni che potevo dare e tutte le informazioni che io ho dato a lui rispetto a quello che sarebbe successo nelle varie province del Veneto si sono verificate tutte quante. Il problema
Il tema è che tante idee che sono positive devono essere messe a regime. Se Stefani dovesse prevalere, come sempre e come abbiamo sempre fatto, saremo tutti a disposizione, assolutamente. Se lo sarà a disposizione anche Marcato, per cui la Lega, dopo il congresso, che non è, ripeto, la guerra in Ucraina, è un congresso normalissimo che fanno tutte le associazioni, saremo tutti quanti in linea per ripartire con forza, senza nessun tipo di problema, legando il passato, la nostra tradizione con il futuro, che sarà secondo me roseo, perché abbiamo una classe dirigente e anche una base politica, una base elettorale, una base militanza molto 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 forte e molto legata a questo movimento che lo ama veramente. Ho 3 domande. La prima, se ha sentito Marcato. 2, se intende nel caso di Vittoria recuperarlo, nel senso di coinvolgerlo negli organismi dirigenti. 3, che differenza c'è fra lei, la proposta di Manzato e la proposta di Stefani. Ne ho anche una quarta. Dicono che lei sia anti-Zaiano, se è vero e se no perché. Partiamo dall'ultima. Allora, queste sono quando all'interno di qualsiasi associazione si deve marcare differenze, opinioni, si tende a dare opinioni, ognuno dice la sua e allora questo è Zaiano, questo è Gobbiano, questo è Manzatiano, questo è di Ciso, questa è la classica, ci sono sempre state, ci saranno. In futuro ci saranno nuovi Zaia, nuovi Manzato, nuovi Gobbo, ci saranno nuove persone. Ogni associazione ha sempre qualcuno che dice questo è così, questo è colà. Sono non fantasie, non sono cose assolutamente interessanti e mai state interessate all'interno del nostro movimento. Io penso che, come ho detto prima, tutti remeranno dalla stessa parte, non ci sarà nessuno che si sposterà dall'obiettivo finale, chiunque possa essere la guida della Lega Veneta. Questo è tranquillamente. Marcato è una risorsa importante, lo è stata, lo è e lo sarà. Questo è una punta di diamante su cui non Manzato, ma chiunque prenda la segreteria lo terrà in considerazione, perché è una risorsa determinante per il movimento. Può sostanzialmente decidere qualsiasi cosa, perché è un uomo di consenso. Mi ripeti le due? La differenza tra la candidatura Manzato e la candidatura Stefani. Allora, ci sono... Se vi eravate sentiti con Marcato nel frattempo? Sì, direttamente e anche indirettamente ci siamo sentiti, ci siamo confrontati con ovviamente idee molto simili, affrontando però una situazione congressuale molto diversa rispetto a una eventuale apertura al voto alle militanze. Per esempio io non era molto, secondo me si dovevano poter votare un po' tutti quanti, non è stato così, benissimo, e quindi la strategia è anche un po' diversa. La differenza con Stefani, guarda, è molto semplice, una enorme differenza di esperienza. Il fatto che io ho l'esperienza nella costruzione del partito, nella costruzione della classe dirigente, nella costruzione strategica nei momenti più bui del partito. Questo non è un momento buio del partito, però non possiamo dire che è un momento felicissimo. L'ultima tornata elettorale l'ha dimostrato. Ho letto alcuni suoi passaggi e là si vede appunto un po' la differenza anche di esperienza, quando dice che sarà fondamentale la formazione, e della formazione, essendo lui giovane, non sa che l'ho creata io nel 2001, tutta la struttura, ma questo va benissimo perché può essere tutte le idee di Stefani possono essere assolutamente integrate nella mia proposta. L'esperienza però conta moltissimo nella ricostruzione di un partito se vuole essere competitivo. Negli ultimi 4 anni con un commissariamento che non è legato alla sua
esperienza, perché la tendenza elettorale non dipende da una singola persona, però poi sui territori, quando tu gestisci i territori e vedi grandi differenze tra una provincia o un comune che prende come Lega il 40, 45, 50% e altri comuni che prendono il 6%, c'è una differenza legata soprattutto al lavoro, all'esperienza, alla capacità di capire quali sono le leve da muovere per poter essere competitivi anche in altre province. Io conosco molto bene le province del Veneto, la Lega e gli uomini delle varie province, e credo che ci siano delle esperienze che possono essere in futuro molto, molto forti per poter portare tutte le altre province a livello della nostra. E questo era in diretta dal K3 di Villorba. Franco Manzato, candidato al prossimo congresso della Lega per la segreteria regionale. Andiamo subito in diretta dall'onorevole Alberto Stefani, attuale segretario regionale, attuale commissario, che cerca la riconferma sabato 24 giugno. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei direttore e buongiorno a tutti i telespettatori. Tanto grazie molte per la sua disponibilità. Le chiedo subito una replica a quanto ha detto Manzato. In sostanza ha parlato di una differenza di esperienze. Beh, diciamo che c'è qualche anno di differenza tra me e lui, ma io ho fatto il commissario del Veneto in questi 3 anni assolutamente particolari, perché legati comunque ad una pandemia che ha sicuramente messo in difficoltà un partito territoriale come il nostro, ma devo dire grazie ai tantissimi militanti, ai tantissimi segretari di sezione, a tutti coloro che in questi anni hanno tenuto duro e hanno garantito a questo movimento la possibilità di crescere e di tornare ad essere la prima forza politica in Veneto, così come è stato espresso alle ultime elezioni amministrative. È vero, ci sono stati comuni in cui la Lega ha preso di più, comuni in cui la Lega ha preso meno. Io vorrei ricordare che alle elezioni politiche ci sono stati dei comuni che hanno superato il 30%, tra questi ci sono comuni della mia zona, tra cui il mio, che è stato il primo comune leghista in Italia alle elezioni politiche del 2022, quindi quello mi sembrava un esempio un po' improprio. Per quanto riguarda tutto il resto, ovviamente siamo assolutamente al lavoro per costruire un programma di mandato molto solido. Io l'ho già esposto 2 settimane fa, l'ho articolato in 15 punti, investendo nella formazione, investendo nella classe degli amministratori, che sono i veri portatori di consenso poi quando si va alle elezioni anche politiche, lì dove abbiamo i sindaci, lì dove abbiamo amministratori della Lega, lì dove abbiamo delle strutture amministrative capaci di garantire il consenso a questo movimento politico, lì vinciamo, lì otteniamo i migliori risultati. Quindi questo credo sia un patrimonio da preservare in collaborazione con le sezioni che sono la linfa vitale di questo movimento politico, e che io ringrazio tutti i giorni, perché davvero hanno tenuto duro in un momento di difficoltà, in un momento in cui non ci si poteva trovare, in un momento in cui il vento sembrava soffiare meno forte. Adesso che è tornato a soffiare nella giusta direzione, tocca a noi portare a casa i risultati e tornare anche alle elezioni europee ad essere il primo partito del Veneto. Ecco, ricordo che l'onorevole Stefani è anche sindaco di Borgorico, quindi può mettere sul piatto anche la sua esperienza di amministratore, di primo cittadino, però ecco i toni, onorevole Stefani, sempre in vista poi del voto si vengono un po' edulcorati. Qui sembrava che si potesse finire a taralluce e vino, tutti remano dalla stessa parte, finora però non è stato così, no? Lei è stato osteggiato dall'ala, la cosiddetta ala zaiana, con Roberto Marcato in testa, che ieri ha ritirato la sua candidatura. Che lettura va data a questa decisione di Marcato? Ma mi permetto di dissentire sulla questione l'ala zaiana, perché io con Luca Zaia ho sempre avuto un ottimo rapporto e l'ho coltivato, continuo a coltivarlo in questi giorni, e ritengo invece che ci possa essere una differenza di vedute sui programmi e su quelle che possono essere delle scelte per il partito con Roberto Marcato, Franco Manzato. Dopo è vero che quando si affronta una fase congressuale, il giorno dopo il partito deve
tornare ad essere un partito solido e compatto, perché questa è sempre stata la nostra forza, indipendentemente dai nomi, contano le idee, contano i programmi, contano appunto le strutture che il partito poi riesce a costruire. Sono stati sicuramente anni in cui è emersa qualche polemica di troppo, il congresso serve anche a chiudere queste polemiche e ad andare avanti con forza e coraggio. Ecco, senta Stefani, però insomma c'è sempre stato un confronto anche logico e che è durato tanti anni, che dura tuttora, tra la Lega Lombarda e la Lega Veneta. Cos'è che in pratica si parla a volte di decisioni cadute dall'alto su candidature alle regionali? Cioè, qual è il problema tra queste due leghe che sono poi comunque i cardini del carroccio? Ma diciamo che è sempre stato così, nel senso che le candidature nazionali sono sempre state candidature che poi vengono firmate dal segretario federale, così come avviene in tutti i partiti a seguito di una discussione, nel nostro caso della regione stessa. Quindi noi stiamo parlando comunque di situazioni che si verificano in tutti i partiti. Poi è facile far polemica quando stai fuori, è molto più difficile invece scendere in campo e giocare con la stessa maglia magari dei tuoi compagni di partito, se invece vuoi far polemica. Io credo sempre che sia più opportuno costruire, sia più opportuno guardare avanti, sia più opportuno andare nella stessa direzione, perché questo deve fare un partito serio. Noi non dobbiamo andare sui giornali per polemiche. A casa io incontro i cittadini tutti i giorni del mio comune quando sono sul territorio e ci chiedono risultati, ci chiedono di portare a casa l'autonomia, ci chiedono di dargli una mano sulle bollette, ci chiedono di portare a casa dei risultati in materia di lavoro, non ci chiedono polemiche inutili. Queste polemiche ai cittadini non interessano. Io questo lo sento tutti i giorni perché faccio l'amministratore e sono orgoglioso di fare l'amministratore, e queste persone che vengono poi a parlarmi, che sono i cittadini qualunque, sono i nostri elettori, hanno bisogno di risposte concrete. Un'ultima cosa, onorevole Stefani, non c'è dubbio che tutti i contendenti sono animati da una grande passione politica, sia lei che Manzato che Marcato, e non c'è dubbio. Però le chiedo che differenza c'è tra la sua linea e quella di Manzato, e poi una domanda anche sul Partito Democratico che oggi Partito Democratico Veneto, che oggi ha confermato la linea Schlein, cioè del no all'autonomia. Questo è stato un messaggio chiarissimo del PD Veneto. Ma partirei dalla no all'autonomia. Insomma, per noi non è una novità, perché io sono in Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati, sto seguendo direttamente il tema dell'autonomia e vedo con quanta tenacia gli esponenti di centrosinistra continuino ad ostacolare un percorso che è nato in mezzo ai veneti, che è nato dalla gente, che è nato dai cittadini di questa regione, il motivo per cui ho proposto nel mio programma di mandato per la segreteria regionale un tour circoscrizione per illustrare lo stato di aggiornamento di questo disegno di legge, spiegarlo ai cittadini. Quindi un percorso che è nato collettivamente con tutti i veneti deve proseguire con la stessa misura, con la stessa cifra, quella di una responsabilità collettiva, sinergica di tutti i cittadini che conoscano, che si informino in merito a questo percorso di autonomia e lo conducano fino alla fine tramite l'iter parlamentare, anche sollecitando chiaramente più rapidità nel percorso che stiamo svolgendo all'interno del Parlamento. Per quanto riguarda la differenza che c'è, adesso capiremo anche i programmi, il programma di mandato, io l'ho già esposto 15 giorni fa e quindi poi magari ci confronteremo su questo. Io ho una visione di una Lega che deve essere sicuramente moderna, coraggiosa, che sia capace di guardare avanti, che tuteli i nostri militanti e che tuteli i nostri amministratori, che sono portatori di consenso all'interno delle varie circoscrizioni anche elettorali. Questo secondo me è assolutamente fondamentale, anche lavorando su dei percorsi di formazione che garantiscono anche di
la possibilità di formare gli amministratori del futuro, gli amministratori locali, e permettere quindi a queste persone di portare all'interno delle amministrazioni e perché no anche all'interno della pubblica amministrazione figure tecniche qualificate, preparate, competenti. Onorevole Stefani, grazie molte, grazie per aver partecipato a Focus TG, buon lavoro, grazie molte, grazie. Allora andiamo avanti, restiamo però sulla Lega perché ieri c'è stato il sofferto ritiro della candidatura da parte di Roberto Marcato. Sentiamo cosa ha detto ieri in conferenza stampa. Con il cuore in gola, e credetemi è davvero difficile per me, ma per il bene di questo partito che amo in maniera viscerale, io ritiro la mia candidatura. Ritiro la mia candidatura perché amo questo partito e perché hanno ucciso un sogno. Abbandona la corsa alla segreteria regionale della Lega. Roberto Marcato lo comunica definendola la scelta più difficile della sua vita politica. La notizia era già nell'aria, mancava solo l'ufficialità, arrivata dopo una notte travagliata. L'assessore regionale ammette di aver preso la decisione da solo dopo un lungo e difficile periodo in cui è stato attaccato da una parte del suo partito, la cosiddetta ala salviniana, e in ultima battuta colpito anche dal fuoco amico della frangia trevigiana dei suoi sostenitori che hanno preferito la candidatura di Franco Manzato. Abbiamo avuto per mesi qualcuno che insomma ha fatto di tutto perché io non mi candidassi o arrivassi comunque sfinito, debole, sfilacciato al congresso, e questo l'avete certificato voi mille volte e non serve che io aggiunga altro. Dall'altra parte c'era tutta una parte del partito molto consistente che aveva chiesto a gran voce la mia candidatura, che a un certo punto si è messa in testa che invece c'erano candidature più forti delle mie. Sabato cosa farà? Ma non lo so ancora, dipende anche da come sarà il tempo. Marcato non ha espresso nessuna intenzione di voto al congresso regionale di sabato. La sua preoccupazione è per il futuro del partito, che in Veneto ha già perso molti consensi. Nel 2024 ci sono le europee, poi nel 2025 la corsa alla regione in cui si deve definire il dopo Zaia. L'assessore regionale, ricordando le sue vicissitudini in Lega e la sua resistenza alle epurazioni tosiane degli anni passati, si sfila dalla corsa alla segreteria regionale del Carroccio, non senza polemiche, con un avvertimento ben preciso. Se da domenica chiunque vinca toccherà uno solo delle donne o degli uomini vicini al sottoscritto, io mi impegnerò ogni minuto della mia vita per far perdere al partito l'1% al giorno. Non è una minaccia, è una presa d'impegno. Parola di Bulldog Marcato, è stato un sofferto ritiro da una candidatura a cui Marcato teneva moltissimo, aveva detto qui in questo studio non farò nessun passo indietro, e poi la situazione evidentemente è mutata. Andiamo in pubblicità, in regia questa mattina Tony Esposito e Alberto Pivetta. State con noi, ci rivediamo tra poco. Tanta cronaca, ancora i nostri inviati nelle province del Veneto. A tra poco. Partiamo dalla tragedia di San Bonifacio, vediamo il titolo del Corriere del Veneto. Vania Bonvicini, chi è la donna che ha ucciso il compagno accoltellandolo alla schiena? 6 anni fa aveva investito l'ex marito. È una storia che risale a periodi burrascosi di questa coppia che ha due figli nati da questo matrimonio, che è sempre apparso molto caratterizzato da litigi molto frequenti. Questa donna è stata descritta come fragile e piuttosto impulsiva, e quindi noi di solito parliamo sempre di femminicidi. In questo caso è una donna che reagisce al marito probabilmente alla fine di uno dei tanti diverbi di cui sono stati protagonisti, marito e moglie, fino a quando
è stato estratto un coltello e quest'uomo è stato colpito ripetutamente, è stato ucciso. Su questa vicenda indagano i carabinieri di Verona. Andiamo adesso a Vicenza in diretta da Luisa Bertini, perché è stato dato un colpo durissimo allo spaccio di droga, in particolare allo spaccio di cocaina. Sono stati arrestati 3 ventenni. In diretta da Vicenza, Luisa Bertini, a te la linea. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del tenente colonnello Francesco Sodano della Guardia di Finanza di Vicenza per un'importante operazione relativa allo spaccio di stupefacenti, perché sono stati arrestati 3 giovani, 3 ventenni. Diciamo, il luogo d'origine è la zona Ferrovieri, però è diciamo, esteso un po' in tutta la provincia, nelle zone di Schio e Sant'Orso soprattutto. Sì, i 3 ventenni che abbiamo tratto in arresto, diciamo subito intanto che avevano appunto una clientela di coetanei, quindi di ventenni. In realtà erano originari non soltanto di Vicenza ma anche di Sant'Orso e di Schio, che erano anche i luoghi di spaccio, perché erano soliti spacciare in prossimità di bar, locali, piazze, strade, sia di Sant'Orso che di Schio che di Vicenza, che chiaramente poi rimane il mercato principale dello spaccio della droga a livello provinciale. Ecco, 3 arresti, e cosa avete trovato? Ma abbiamo sequestrato in tutto circa 160 dosi di cocaina, che poi erano assemblate in quello che viene chiamato in gergo un ansasso di cocaina, tale quale appunto era possibile ricavare circa 160 droghe e 160 dosi. Tenete conto che poi durante le conseguenti perquisizioni che abbiamo fatto sia nelle autovetture ma anche nelle 4 abitazioni, nella disponibilità degli arrestati, abbiamo trovato 5.000 euro in contanti, materiali di taglio, bilancini, cioè tutto quel materiale che ci conferma che appunto che era in corso una, chiamiamola fiorente, attività di spaccio di stupefacenti. Ecco, attività di spaccio che si concentrava soprattutto nei luoghi della movida, un po' nei bar. Esattamente, il target di questi spacciatori sono i loro coetanei. Ovviamente i ventenni, i ragazzi si muovono esattamente dove? Nei bar, nei locali, nelle piazze, nelle strade, in tutti i luoghi di aggregazione. È qui che questi spacciatori, che ovviamente mirano al profitto, riescono a pescare la clientela, ed è proprio per questo che tranne d'arresto in generale gli spacciatori, forse ancora più di fare dei sequestri, è molto importante, perché permette di allontanare appunto dalle strade, dalle piazze, dai locali coloro che mettono in contatto i ragazzi con il mondo della droga, che chiaramente poi ha un effetto non soltanto alla salute ma in generale porta un evidente degrado sociale nelle nostre città. Ecco, io ringrazio il tenente colonnello Sodano e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini da Vicenza. Andiamo ancora con la cronaca nera. 2 le persone rimaste intossicate nel rogo di un appartamento a Tombolo, nell'Alta Padovana. Incendio in un'abitazione a Tombolo in via Malzone nella notte. 2 le persone rimaste intossicate, un anziano e la nuora, anch'essa coinvolta nel tentativo di soccorrere l'uomo. Al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco di Cittadella e i volontari di Borgorico, che hanno prestato il primo soccorso all'anziano 76enne e alla nuora e spento le fiamme che avevano interessato la camera da letto e le stanze adiacenti. Le 2 persone sono state poi affidate alle cure del personale del SUEM 118 e trasferite in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Torniamo in diretta al K3 di Villorba, dove ha parlato fino a poco fa Franco Manzato, sfidante dell'attuale segretario regionale Alberto Stefani, che abbiamo sentito in diretta poco fa. A te la linea, Anna De Roberto. Eccoci direttore, buongiorno a te telespettatori. Sì, finita davvero da pochi minuti la conferenza stampa e con un discorso molto concreto, molto lucido, nemmeno troppo lungo. Lei è andato dritto al punto, Franco Manzato, dicendo sostanzialmente: dalla mia parte ci sono anni e anni di esperienza. La scuola di formazione dei dirigenti della Lega l'ho fondata io e quindi insomma... va bene Alberto Stefani al mio fianco, ma io non corro per perdere. Lei è stato molto chiaro oggi. Sì, io credo che l'esperienza sia determinante per il futuro, non solo alla scuola quadri, ma dalla scuola quadri poi sono uscite molte persone che oggi ricoprono cariche anche importanti a livello nazionale e anche locale. Credo che questa esperienza anche di costruzione, di ricostruzione del partito nei momenti difficili che ho fatto in tante province possa essere messa a disposizione in un momento particolarmente difficile come questo.
Un altro dei temi toccati da questa conferenza stampa è stata un po' la situazione della Lega attualmente, no? Una Lega che si è sviluppata ed è cresciuta come dire, a macchia d'olio nelle varie province. Lei un po' critica questo al commissario Stefani? No, io credo che lui non abbia responsabilità in questo, credo però che ci siano, appunto con l'esperienza si sa come rimettere in moto tutta la macchina e anche le altre province possono essere competitive esattamente come le più avanzate. Padova, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, sono tutte province, anche Venezia stessa, sono tutte province che hanno grandi potenzialità perché hanno anche delle persone e dei militanti con delle professioni che possono essere rappresentativi. Una nota interessante ancora, direttore, che se fosse stato per Franco Manzato il congresso della Lega, che è stato preannunciato blindatissimo, sarebbe stato a porte aperte per la stampa. Io credo che, ripeto, se tu hai idee importanti, idee forti, idee che devi far conoscere non solamente ai militanti ma alla società civile, perché poi di questo si parla, perché si costruiscono delle idee per il futuro, se hai idee forti lo puoi far sapere, lo devi far sapere. Ecco, direttore, hai qualche domanda per il nostro ospite? No, ecco, un'ultima cosa, Anna, proprio in linea con quanto stava dicendo sulle idee, bisogna farle sapere. Mi chiedo come mai si continui a far votare soltanto i delegati e non i militanti, che vorrebbe dire aprire un fronte più ampio nella valutazione di un candidato. Ecco, il direttore chiedeva come mai si continua a far votare solo i delegati e non i militanti, perché in questo caso si aprirebbe evidentemente un fronte più ampio. No, io credo che far votare i militanti sarebbe stata la scelta giusta. Ricordavo che ha fatto la Regione Veneto un referendum sull'autonomia, oltre 2 milioni di persone sono arrivate, si poteva fare a porte aperte anche questo. È stata scelta questa opzione, non è così in altre regioni, è stato un peccato perché potevano essere coinvolti molti militanti, perché tanti militanti hanno tante cose da dire. Ecco, quindi appunto evidentemente una scelta non condivisa, insomma, da Franco Manzato. Direttore, ti restituirei la linea qui dal K3 di Villorba. Grazie molte Anna De Roberto, grazie molte. Andiamo avanti con l'apertura del casello A4 di Montecchio Maggiore. C'è l'ira dei sindaci nel Vicentino che temono un ulteriore slittamento rispetto alla data prospettata. Avrete sentito anche ieri il presidente Zaia che si lamentava dei ritardi, prima hanno detto ottobre-novembre, poi adesso diceva Zaia si passa a febbraio-marzo, insomma, e quindi tra l'altro c'è stata una convocazione dell'ANAS da parte del Ministero delle Infrastrutture. Vediamo il servizio di Luisa Bertini. La società A4 Brescia, Verona, Vicenza, Padova avrebbe dovuto ultimare e consegnare il casello autostradale di Montecchio Maggiore mesi fa. Ora, con l'imminente conclusione degli ultimi chilometri di superstrada pedemontana veneta, si prospetta una situazione di grande disagio per la viabilità del nostro territorio. A dichiararlo è il sindaco di Montecchio Maggiore, che torna alla carica sulle tempistiche prospettate, insieme ad altri sindaci che insistono su un territorio già provato dai rallentamenti al traffico dettati dai numerosi cantieri in corso. Le aperture della pedemontana e del nuovo casello devono coincidere, perché in caso contrario l'area dell'attuale casello di Alte si troverebbe paralizzata dall'enorme mole di traffico che si riverserebbe senza alcuna possibilità di sfogo in una zona che deve già fare i conti con i rallentamenti provocati dai cantieri della TAV. Se disgraziatamente si aprirà anche la pedemontana prima dello spostamento del casello, effettivamente non sapremo se non magari utilizzare l'elicottero per muoverci all'interno del traffico. Preoccupazione evidenziata all'indomani delle ultime informazioni diffuse ieri dalla Regione a margine dell'inaugurazione della bretella dell'Albera su un possibile ulteriore slittamento del nuovo svincolo autostradale. Brescia-Padova deve consegnarci il casello a Montecchio, adesso girano informazioni che non è più ottobre, non è più novembre, non è più dicembre, ma si parla di febbraio, forse marzo. Per noi significa un disservizio ai cittadini. Il rischio rilevato dai sindaci è che si intasino le vie di Alta e Ceccato e delle zone limitrofe, pertanto chiedono una data certa per l'apertura del casello. Ci auguriamo che questo sia l'ultima proroga e che Autostrade ci mandi quanto prima una data certa per lo spostamento del casello.
Anche le basi militari americane stanno facendo dei tagli al personale, succede a Vicenza, i sindacati proclamano un clamoroso sciopero. Sentiamo. Sono stati proclamati dalle organizzazioni nazionali 2 giorni di sciopero con 2 manifestazioni, 2 presidi, uno che interesserà Vicenza e le basi di Aviano dell'Air Force e di Livorno sempre dell'Esercito. E la seconda giornata del 30 di giugno sarà una manifestazione a Napoli, a Sigonella, dove ci sono delle basi della Marina. Uno sciopero inedito per la base di Vicenza, che ha sempre mantenuto rapporti contrattuali corretti con i lavoratori italiani che fanno funzionare le installazioni militari americane in città. Attualmente sono 800 i lavoratori con contratti diretti che svolgono molteplici funzioni professionali, artigianali e commerciali, più un indotto di circa 2000 persone coinvolte con le esternalizzazioni. Dal 2021 il contratto collettivo era scaduto, ma non solo non è più stato rinnovato. Ai sindacati in un incontro interlocutorio, oltre ad un tassativo diniego ad alcun aumento salariale, sarebbe stato comunicato l'intenzione di licenziare 41 persone della base di Vicenza, senza rispettare le più comuni procedure contrattuali vigenti. Tutte le installazioni d'Italia stanno portando grandissima solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici di Vicenza per i 41 esuberi e stiamo tutti lottando perché ci sia un rinnovo dignitoso e decoroso delle condizioni di impiego. Principalmente si sono trincerati dietro delle restrizioni di budget che sono inesistenti, in quanto negli altri paesi europei dove operano basi americane sono stati dati sia gli aumenti nell'ordine di oltre il 5%, sia delle una tantum anche superiori ai 1.500 euro per far fronte al caro vita. Quindi non si spiegano le restrizioni di budget solo in Italia. Ancora di più è il motivo che ci ha spinto a questo sciopero è il fatto che nell'incontro di raffreddamento tenuto in ambasciata, che doveva servire proprio per trovare una soluzione, quindi un incontro di alto livello, c'è stata sostanzialmente respinta qualsiasi ipotesi negoziale per il rinnovo. Invece non hanno problemi di tagli al personale, si fa per dire, ovviamente gli alpini che continuano ad aumentare di numero, soprattutto quelli che partecipano alle adunate. Abbiamo seguito in diretta la straordinaria adunata triveneta di Belluno e sentiamo anche la soddisfazione dei commercianti, perché quando arrivano le penne nere è anche un volano per l'economia locale. Secondo le stime ufficiali sono circa 20.000 le persone che hanno affollato le vie del capoluogo nella full immersion di 3 giorni del raduno triveneto degli alpini, 200 i pullman e migliaia i sostenitori per un evento che ha coinvolto trasversalmente tutto il bellunese. Ora è tempo di bilanci anche per comprendere quanto l'evento sia stato d'impatto sui flussi di clientela delle attività commerciali. È un evento abbastanza importante che comunque ha portato un po' di gente, un po' di movimento. Per quanto riguarda però la rendita economica, aspettavamo qualcosina in più. È stato un weekend abbastanza impegnativo, abbiamo lavorato tanto e avevamo per fortuna abbastanza risorse, quindi le abbiamo utilizzate al meglio e è andata bene tutto sommato. Sinceramente io non mi aspettavo di più. Da quello che è uscito sul giornale, dalla gente, dall'umore delle persone, mi aspettavo tanto di più. Sinceramente sul weekend secondo me abbiamo lavorato come un weekend normale. Pochi acquisti, magari persone che guardavano le vetrine, tanta gente in movimento, ma più fermi al bar che nei negozi. Bellissimo, pieno di lavoro, pieno di divertimento, bella gente, diciamo bello, ottimo, da rifare secondo me perché è proprio una bella esperienza. C'è stata tanta gente, soprattutto la domenica, e penso che gli alpini e Belluno si siano trovati bene e noi anche con loro. Rispetto a quanto vi aspettavate, meglio o peggio? Rispetto a quanto ci aspettavamo è stato meglio. Meglio, molto meglio. Ci siamo comportati tutti bene, Guarda, abbiamo avuto gente, tantissima gente, ma tutti molto educati. Mi aspettavo un po' di più, sono rimasto sinceramente un po' deluso io. Sì, c'è stato, non si può negare l'aumento del fatturato, però non quando si aspettava, con tutto là. Sicuramente molto meglio, l'affluenza è stata molta e il lavoro anche molto intenso. No, ci siamo divertiti insieme agli alpini, spero che ritornino ancora. Poi il problema è che girano pochi skate, per cui anche queste manifestazioni accontentano alcuni ma non accontentano
non accontentano tutti. Tra l'altro la prossima Triveneta, ricordo, sarà a San Michele al Tagliamento e poi la grande adunata, c'è stato il passaggio della Stecca, sarà a Vicenza dopo quella di Udine. Rendere il centro di Bassano del Grappa accessibile solo ai pedoni, una proposta che ha innescato una vivace discussione nella città del Ponte degli Alpini. Sentiamo cosa ci racconta Sharon Di Carlo. Pedonalizzare il centro storico, un'idea sempre più chiacchierata qui a Bassano del Grappa, ma è realmente possibile? Ne abbiamo parlato con il vice sindaco Andrea Zonta. Vediamo una macchina che sta passando adesso, potrebbe essere una delle ultime? Ma no, direi di no, cioè la pedonalizzazione del centro storico è un'idea che ha lanciato il comitato di quartiere, soprattutto per quanto riguarda i residenti. Il centro storico però va visto a 360 gradi, ci sono i residenti, ci sono i commercianti, gli esercenti, gli artigiani, cioè il centro storico è anche un centro che lavora. Per cui prima di pensare a una pedonalizzazione totale o si è tutti d'accordo o chiaramente non si può fare. O tutti d'accordo oppure non si può fare. È perentorio il vice sindaco Zonta che lascia spazio alla questione della pedonalizzazione solo in vista di una perfetta concordanza collettiva tra residenti, commercianti e cittadini. Unanimità o caso chiuso. Pensare di chiudere il centro storico vuol dire anche creare probabilmente delle problematiche a chi ci lavora dal punto di vista economico che sicuramente noi non vogliamo creare. Poi se c'è un accordo tra operatori del commercio, artigiani, e chi lavora negli uffici e i residenti per delle migliorie, noi siamo a disposizione. E se da oggi la pedonalizzazione sembra un'opzione lontana, l'amministrazione comunale parte dalla sistemazione della ZTL entro la fine dell'anno. C'è una ZTL attualmente che in certe fasce orarie blocca il traffico, la stiamo sistemando e ristrutturando perché è un po' caduta a pezzi, per cui con telecamere di nuova generazione verrà entro fine anno rifatta tutta. Andiamo a vedere come andrà la stagione turistica sulla Marmolada, dove a quasi un anno dal disastro che costò la vita, ricorderete, a 11 persone, è tutto pronto per garantire ai visitatori un'estate in piena sicurezza. Servizio di Stefano Bozzi. Al via la stagione estiva sul massiccio della Marmolada. Se da una parte il comune di Canazei ha anticipato che la parte sommitale del ghiacciaio resterà chiusa nei mesi più caldi per garantire l'incolumità dei visitatori, per quanto riguarda invece i fianchi della Regina è tutto pronto per regalare un'estate di emozioni in piena sicurezza. Ripartiamo con l'idea che la montagna è vita, è un modo di evadere dalla quotidianità generale di una città, di una cosa, e quindi dobbiamo andare avanti e dobbiamo dare la possibilità di godere a tutti di questa bellezza. Tante le novità dell'offerta turistica, con percorsi che coniugano il fascino paesaggistico delle Dolomiti con elementi di interesse storico e culturale. Visite guidate all'interno del nostro splendido museo che si trova a 3.000 metri alla stazione di Serauta, e in più vari percorsi che sono quelli all'esterno della stazione. Abbiamo sistemato una nuova ferrata che ci porterà al di sopra della stazione di Serata, che è la zona Forcella V. Una serie di tunnel, incamminamenti della prima guerra mondiale raggiungibili tramite un piccolo percorso di 200 metri dalla stazione di Serauta. Codici QR aiuteranno il visitatore a godere dell'offerta turistica, oltre a fornire tutte le informazioni sulla storia e la morfologia di questi luoghi maestosi, ma si parla anche di eventi e mostre che completeranno l'esperienza di passeggiare sulla cima più alta delle Dolomiti. Questo noi è un po' anche il nostro obiettivo, quello di dare la possibilità a qualsiasi persona di qualsiasi età di raggiungere una cima, dando una visione di quello che si trova attorno, aperto a tutti. E forse saranno in tanti ad andare in montagna oggi e domani per sfuggire al gran caldo. C'è anche stato un allarme della Protezione Civile sui possibili danni fisici da queste temperature elevatissime. Vediamo cosa dicono i cittadini di Marostica. È prevista un'estate caldissima. Io lo spero. È contenta quindi? Sì, molto, molto. E come farà con 40 gradi sotto l'ombra? Vabbè, dai, bevo acqua.
No, è meglio, tanto non è che dura tantissimo l'estate, no? Durerà 2 mesi, 3 mesi. Aria condizionata e via. Sì, ma anche ti metti roba fresca. Accendo il condizionatore e sto in casa. Al fresco? Sì. E uscirà nelle ore più calde, sarà attenta? Verso sera se esco, e se no resto sempre in casa o nel giardino. Troppo umido qua. L'umidità è troppo, per quello che ti senti affa, ti senti più caldo. Per quello. E come si farà con questo caldo? Bisogna andare al mare o al paese dove c'è il caldo secco. È prevista un'estate caldissima, forse una delle più calde degli ultimi tempi. Come l'affronterai? Io quest'estate lavorerò, quindi per fortuna sono dentro al chiuso. Però vedo anche ad esempio mio papà che lavora fuori al caldo, che alla sera arriva veramente molto stanco. Quindi secondo me dovrebbero aiutare i lavoratori. Quando eravamo bambini era molto più torrida, è che adesso diventiamo vecchi e lo senti di più il caldo. Piscina e camminando, andando su in montagna. All'aria fresca? All'aria fresca. Ci adattiamo. Come? Non si può fare niente, bisogna adattarsi, mangiare sta minestra o saltare sta finestra, punto e basta. Si affronta come abbiamo fatto gli anni scorsi. Aria condizionata? Certo. È prevista un'estate caldissima, come si fa? Come si fa? Faccio la doccia 3 volte al giorno. Ma non so, è caldo, abbastanza caldo. A lei piace il caldo? Sì, vengo dal Messico, però qui è anche troppo caldo. E deve stare troppe volte bevendo birra o siero. Insomma, aria condizionata, ma anche molta rassegnazione. Andiamo in pubblicità, altri 2 minuti. Tony Esposito in regia con Alberto Pivetta. Ci rivediamo tra pochissimo. State con noi. Grazie. Ancora cronaca, un incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri nel deposito di Acegas APS di Corso Stati Uniti a Padova, nella zona industriale. Le fiamme hanno interessato l'area di trasferenza di trasporto dei rifiuti. L'allarme è stato dato dai dipendenti che lavorano nella sede e appena hanno visto il fumo e il fuoco hanno chiamato i vigili del fuoco e la polizia. Le fiamme sono state circoscritte in poco tempo, anche se la densa colonna di fumo era visibile dalla tangenziale nord. A prendere fuoco è stata una catasta di legna, rifiuti. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Andiamo di nuovo nel Bassanese. Durante un'operazione antidroga dei carabinieri di Bassano, ritrovata tra i cespugli un'ampolla contenente il feto di un bambino, una scoperta che lascia aperte ipotesi inquietanti, tra cui addirittura riti satanici. Un feto di 6 mesi nascosto tra le foglie di un cespuglio. Una macabra sorpresa, quella dei carabinieri di Bassano del Grappa durante un'operazione antidroga in zona Varrovina, a nord delle campagne bassanesi, a seguito di alcune segnalazioni sospette da parte di alcuni residenti della zona. Era qualche giorno fa quando le forze dell'ordine impegnate nei controlli stavano setacciando una zona verde, in particolare un cespuglio solitamente nascondiglio di sostanze stupefacenti. Ma questa volta, tra il fogliame e i rami, al posto di ovuli di eroina e cocaina, l'amara sorpresa, il cadavere di un feto di circa 6 mesi immerso in un liquido trasparente e custodito in un'ampolla di vetro. Immediata la segnalazione da parte dei carabinieri alla procura di Vicenza. Secondo le prime analisi si tratterebbe di un vaso di conservazione con all'interno un feto ospedaliero protetto dalla formaldeide, una sostanza utilizzata per impedire l'alterazione di materiale biologico. E se da una parte è ipotizzabile che il vaso provenga da una struttura sanitaria o un laboratorio scientifico, dall'altra il motivo per cui fosse nascosto tra le foglie di un cespuglio rimane ad oggi un mistero. Sono molte infatti le domande a cui gli inquirenti cercheranno di rispondere nelle prossime settimane. Un giallo, quello di Varrovina, che al momento apre diverse strade. Il timore infatti è che dietro al ritrovamento possa esserci un vero e proprio mercato clandestino destinato a riti occulti. Un'ombra, quella del satanismo, che torna a inquietare il territorio. Occultismo, sette e riti di iniziazione. Una città, quella di Bassano, che questa mattina si è risvegliata nel terrore di una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire.
Giornata di protesta dei lavoratori degli uffici di esecuzione penale esterna. I lavoratori dei tribunali di Padova, Venezia e Treviso chiedono nuove assunzioni, migliore organizzazione e spazi adeguati. Sono scesi in strada i lavoratori del Tribunale degli uffici di esecuzione penale esterna di Padova, Treviso e Venezia. Dalla scorsa estate i lavoratori, tramite le organizzazioni sindacali, tentano di richiamare l'attenzione della dirigenza e del Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità sulle carenze che accomunano i 3 uffici che non consentono ai lavoratori di realizzare quanto previsto dalla riforma Cartabia e dalle precedenti riforme della giustizia, che hanno incrementato le misure alternative al carcere e le altre sanzioni penali. Abbiamo carichi di lavoro che ci vedono 1 a 200 persone in esecuzione penale, che ovviamente non possiamo seguire per come è previsto dalla norma e per come è previsto dalle circolari. Quindi rivendichiamo la necessità di avere quello che ci serve per poter lavorare in maniera da seguire queste persone come si deve. I lavoratori degli UEP hanno ricevuto la solidarietà della Presidente del Consiglio regionale Veneto, degli assistenti sociali, che ha espresso grande preoccupazione per le condizioni di lavoro che rendono difficoltosi interventi professionali nel rispetto del codice deontologico, che implicano anche ripercussioni negative sugli utenti e sui fruitori dei servizi, dai magistrati agli avvocati. Si pensi che arriviamo dagli ultimi mesi in cui ogni assistente sociale gestiva almeno 120 persone che eseguono una misura alternativa al carcere o comunque una misura di comunità, e è impossibile poter garantire un percorso di reinserimento sociale a così tante persone. L'assistente sociale non può fare tutto, servono più amministrativi. Speriamo che facciano un concorso per psicologi, perché i nostri psicologi hanno poche ore, sono a partita IVA e non danno sufficiente aiuto ai percorsi di reinserimento, e purtroppo ce n'è molto bisogno. È drammatico, secondo il Partito Democratico, lo scenario del trasporto pubblico, e il PD chiede alla Regione un deciso cambio di passo. Da quello che vediamo noi oggi, la lettura e la visione politica di Zaia e della De Berti sul trasporto pubblico locale, lo diceva qualcuno, il trasporto pubblico locale non esiste più, può essere chiuso, non ci serve. La situazione del trasporto pubblico veneto è drammatica, secondo il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. La capogruppo Vanessa Camani e Jonathan Montanariello, vicepresidente della Commissione Consiliare Trasporti, chiedono un deciso cambio di rotta alla Giunta Zaia. Il Veneto è al penultimo posto nella retribuzione di risorse al trasporto pubblico, appena il 2,3% rispetto al fondo nazionale. Nelle altre regioni la media è del 20%. Tra le battaglie che intendiamo fare, battaglie di civiltà le vogliamo chiamare, anche la sfida già dal prossimo bilancio per dire che nell'agenda del Partito Democratico la lotta in qualche modo alla civiltà del trasporto pubblico locale sarà per noi elemento prioritario insieme ad altri temi. Secondo il PD, i pochi stanziamenti della Regione si traducono in trasporti che non soddisfano i bisogni dei cittadini, costi insostenibili per gli utenti, proliferazione di operatori e compagnie che rende ingovernabile la gestione collettiva del servizio e graduale inadeguatezza del parco mezzi, oltre alla fuga dei lavoratori, testimoniata dai sindacati di settore presenti in sala. Dal 2019 in poi a pagarne le conseguenze è stato il costo del lavoro, sono stati i lavoratori, abbiamo perso lavoratori, abbiamo perso servizi, lavoriamo in condizioni sempre più difficili. L'esempio più emblematico è il fatto che tutte le aziende del trasporto in Italia hanno difficoltà a trovare autisti o personale che voglia venire ancora a lavorare in questa azienda. Trovo surreale che si spendano tante parole per la possibilità di prenotare i biglietti con WhatsApp. Non è questo il problema del trasporto pubblico locale veneziano, è la possibilità di muoversi, di accedere alla salute, le cose che diceva il consigliere Montanariello, la possibilità di raggiungere le strutture ospedaliere. Non piange ma ride la Basilica di San Marco, che ha bisogno di restauri e che ha ricevuto 3,3 milioni di euro di stanziamento da parte del Ministero della Cultura. Sentiamo Nicola Marcato.
Giornata storica per la Basilica di San Marco, con la firma siglata tra Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia, Ministero della Cultura e Procuratoria di San Marco. È stato avviato un piano di interventi di restauro nella Basilica grazie all'acquisizione di un generoso finanziamento di 3.300.000 euro ottenuto dal Ministero della Cultura nell'ambito del piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali. Ora che la Basilica è protetta, la riportiamo all'antico splendore, eliminando i gravissimi danni interni dell'acqua alta. E lo stiamo facendo nel modo più efficace, con grandi competenze e soprattutto con grande consonanza, perché istituzioni pubbliche e enti privati sono tutti dalla stessa parte in questa grande sfida. Gli interventi di restauro interesseranno principalmente i rivestimenti lapidei dell'ala nord del nartece, l'atrio della Basilica e la cappella del Santissimo Sacramento, fortemente danneggiati negli anni dalla salsedine delle alte maree, lavori indispensabili mirati a conservare preziosi marmi e mosaici di un bene considerato in tutto il mondo patrimonio dell'umanità. Per quanto riguarda l'intervento sui rivestimenti, le cruste marmoree di rivestimento interne dell'ala nord del nartece, è previsto di smontarne la maggior parte per poterle desalinizzare in acqua. E per quanto riguarda invece il mosaico che contorna l'altare del Santissimo, l'intervento prevede un'applicazione di impacchi di estrazione dei sali fondamentalmente. Tra le 29 imprese selezionate in tempi record in un'aperta gara d'appalto ne sono state selezionate 7. L'assegnazione se l'è aggiudicata per l'importo complessivo l'impresa RTI Lares Lavori di Restauro di Venezia. Mi pare che questo sia un bel esempio di efficienza amministrativa e soprattutto di collaborazione tra enti. Data la complessità, il tempo richiesto dalle operazioni di restauro è stimato in 2 anni e 4 mesi. È tutto, grazie molte e buona giornata.